bilancio di sostenibilità di Ateneo è una pratica volontaria che gli Atenei utilizzano per rappresentare il loro contributo allo sviluppo sostenibile. In Italia circa un terzo delle università statali redige un bilancio di sostenibilità. Noi come Università di Verona siamo quindi alla seconda edizione grazie al contributo di tutto l'Ateneo, che quindi ha fornito i dati per il bilancio, e all'organizzazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Il bilancio di sostenibilità è organizzato in diversi capitoli. I primi 4 riguardano l'organizzazione dell'Ateneo e le 3 missioni fondamentali dell'Ateneo, quindi didattica, ricerca e terza missione, mentre le altre 3 parti riguardano appunto il contributo che l'Ateneo dà alla dimensione sociale, ambientale ed economica. Grazie a questa rendicontazione abbiamo potuto rappresentare alcuni dati importanti sull'anno 2023, ad esempio con riferimento all'area economica possiamo dire che il 58% del valore aggiunto generato dall'Ateneo va al personale dipendente, che dal punto di vista ambientale in quest'ultimo anno abbiamo risparmiato un 10% di costi per il gas, e dal punto di vista sociale abbiamo un quarto circa degli studenti che sono nella fascia contribuzione zero, quindi frequentano l'università senza dover pagare tasse. Dal punto di vista del contributo dell'Ateneo allo sviluppo sostenibile abbiamo mappato le attività di didattica, ricerca e terza missione, e nel 2023 abbiamo avuto 585 eventi di public engagement che hanno a che fare con almeno uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo portato avanti 209 progetti di ricerca competitivi con questi temi, e anche abbiamo all'interno dell'Ateneo 679 insegnamenti nei corsi di studio che attengono a questi temi dello sviluppo sostenibile. Conferma la vocazione del nostro Ateneo a relazionarsi con i territori e quindi anche a restituire ai territori quello che è il frutto delle collaborazioni e delle reti nell'ambito della sostenibilità sia ambientale, sociale ed economica. È uno strumento fondamentale da un punto di vista, se volete, anche di etica e di politica pubblica, ma lo è soprattutto perché poter per il secondo anno di fila restituire un documento che è completo, ricco e compendioso delle nostre politiche, secondo me è un punto fondamentale.